Tra il pubblico, Vittorio Sirio, ci sono chiari segnali di resa. Negli spogliatoi qual è il clima? Sicuramente nello spogliatoio il clima è un clima di quasi rassegnazione. Adesso non so, non ho parlato con i ragazzi, però ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più dai singoli e anche dalle giocate da squadra, oltre ad un'attenzione massima, ma questo non c'è stato, e quando abbiamo cercato di muovere un po' le cose, al secondo tempo facendo entrare Gianluca e Fiacco, ma insomma non c'è stata quella reazione che ci aspettavamo. Poi l'infortunio del portiere, anche lì a protezione non siamo andati su quella palla e quindi sul 3-0 era difficile. Con giocate banali però, con giocate di facile lettura gol non se ne fanno. Come mai Siazzu è partito nel secondo tempo, è entrato in campo? No, Gianluca è un giocatore importante per questa squadra, ha avuto un problema la settimana scorsa con il polpaccio e quindi aveva saltato la partita di Valledori.